Insomma, eccoci qua, passo Pian delle Fugazze, giornata di fine novembre, sono qua con Simone. Pestare la prima neve dell'anno. Fantastico, questa settimana ha fatto 3 giorni di pioggia giù e non pensavamo di trovare una cosa del genere. Fantastico, adesso andiamo su per il sentiero dell'Emilia fino su in Cornetto e vediamo come va, dai. Avendole le metto su le ghette, dato che adesso il sentiero che si diparte dalla strada è un po' meno battuto. Siamo attrezzatissimi, andiamo. Comunque Simo, veramente non pensavo che dopo 2 o 3 giorni ancora la neve fosse attaccata sui rami. Effettivamente sarebbe stato un delitto rimanere a casa oggi. Questo qua era il bivio per la palestra di roccia. Non ci siano dubbi. Direi sì che al bivio si prende di qua. Guarda che spettacolo, i ghiaccioli qua. Questo qua è un posto tattico per una dronatina. Adesso qua siamo sotto alla Torre dell'Emele, quella là. Oggi sarà Simone che fa il nostro dronista ufficiale. Io ero troppo peagroso per portarmi via il drone. Il mitico Mini 2, inossidabile super drone. Ma guarda che panorama spettacolare! Adesso siamo arrivati alla selletta dell'Emmele, 1675 metri e cos'è che ci sarà? 20-30 centimetri. Di 20. Sì, da qua come al solito si sale dal Vaio Stretto, dopo passando più in alto si vede. Eccolo là. Adesso si vede con chiarezza il Vaio Stretto. Ma tu ci pensi che ho fatto volare l'X1 fino a là, neanche sapendo se stava in aria quel dronino? Avevi una profonda fiducia del mezzo. No, sono pazzo scatenato. Una fiducia. Sì, cieca proprio. Qua siamo alla selletta del Dente Rotto. Non mi ricordo se è sella o forcella, ma dovrebbe essere una sella. Il classico cesnino rompipalle. Siamo già arrivati alla catena. Però più di così sulla catena basta, perché non ho da attaccarmi sta roba. Ci vediamo sopra. In effetti con la neve è molto più easy e scalinabile. Con ste luce qua qualsiasi scorcio è fantastico, continuo a fermarmi a fare riprese. Che bello.
ci sono i monti all'orizzonte che sono fantastici. Il topico non dite. E il Pasubio, guarda che spettacolo. Comunque si preannuncia una stagione invernale decisamente con i fiocchi. Aspetta che non sia la solita nevigatina, il solito fuoco di paglia di novembre, che dopo stiamo a secco fino a febbraio. Ma c'è questo studio questa statistica che ogni 5 anni fa un annasco neve. Poi e Questo sarebbe il quinto anno, quindi quello che Nostradamus prevede. ah beh, allora dai, speriamo che sia un fantastico inverno. Che spettacolo. Ciao. Giornata fantastica e panorama incredibile, e ovviamente il buon Simo non poteva esimersi. Direi che per oggi possiamo chiuderla qua. Chiudiamola qua. Ottima inaugurazione della stagione invernale. Mascotta. Con mascotta che non è nostra. E basta, tutto ciò è molto bello.